Presidente, il tempo ha dato la tregua per fare una bella inaugurazione. Sono molto contento perché ce l'ha fatta un po' sudare. Avevamo cambiato già così opinione alcune volte per andare altrove a fare i nostri discorsi, e invece uno squarcio di sole ci ha aperto la piazza. Io sono veramente entusiasta e con grande riconoscenza vorrei anche parlare di chi ha dato il proprio saluto, perché sono state dette tante cose belle. Io non ho assolutamente nessun merito di rappresentare un ente che ha 228 anni, sono state fatte delle cose incredibili dai miei predecessori, sono strati di cose ben fatte che si sono sovrapposte nel tempo. L'onere è adesso di continuare pensando effettivamente al moderno, perché questa accelerazione c'è nell'aria e bisogna seguirla. C'è un consiglio che dà il Presidente dove possiamo muoverci per andare a visitare le varie cose? Ma il percorso, visto anche un po' il tempo così infame, ma comunque lascia qualche speranza, almeno così a tratti, è quello di visitare Piazza San Giovanni, questa rappresentazione fotografica che è veramente interessante. Poi la Sala Schifini che abbiamo svuotato, abbiamo inserito delle opere artigianali di artigiani che ormai hanno già fruito delle loro start-up, nel senso che ormai sono diventati molto bravi, affermati e sono diventati degli artisti, e come tali sono stati rappresentati in una figura artistica. La sua presenza dà lustro anche a questo momento qua a Chiavari? Ma dà lustro a me perché mi fa sempre piacere enorme venire a Chiavari. È stata la prima visita che ho fatto quando 20 anni fa arrivai alla Camera di Commercio, perché è una parte importantissima della Liguria con la sua voglia di fare, la sua capacità, e soprattutto ha un valore straordinario il tessuto architettonico, culturale, e quindi anche per il turismo sicuramente ha un futuro chiaramente radioso. L'unica cosa che dico è che queste bellezze che sono sempre state tenute nascoste, forse adesso è il momento di lucidarle e di metterle a disposizione di tutti, quindi sicuramente un ottimo risultato. Lei che ha esperienza in questo settore o di queste manifestazioni, cosa dice di una mostra come questa che si sta organizzando a Chiavari da diversi anni? Ma questa è bellissima perché ha cambiato molto da una mostra solamente commerciale a una mostra anche culturale che fa vedere i valori che sono nella città. Quello che suggerisco è che questo tessuto straordinariamente bello, copiando un po' i palazzi dei Rolli di Genova, aprire tutte le vostre bellezze una volta all'anno e farle vedere ai turisti. Una mostra che crea unità di intenti. Sì, questa è una mostra che per il territorio e per la città direi che è una pietra miliare, è la 159esima edizione, quindi poi io da chiavarese non le ricordo tutte, ma ricordo che da ragazzo per me era proprio un'attrazione, ecco, era una cosa bella. Cos'è un po' il vostro ruolo della Fondazione oggi? Oggi intanto bisogna dire che la nostra fondazione arriva da un percorso difficile. Il nostro presidente Paolo Memigliano è riuscito a traghettarla fuori da un periodo travagliatissimo che in piccolo ma abbiamo subito come dopo le vicende della Banca Carige. E quindi la nostra capacità è oggi molto ridotta, però tentiamo di aiutare questo tipo di manifestazioni che meritano, perché obiettivamente questa è una bella manifestazione e che serve per l'economia del territorio, di tutto il territorio del Tigullio. Un augurio alla 159esima mostra. Sì, complimenti prima di tutto, perché organizzare un evento così è qualcosa di veramente complicato. Organizzarlo a Chiavari, nel centro del nostro Tigullio, da così tanti anni vuol dire che veramente la società economica è qualcosa di radicato nella nostra società, che opera per il bene comune. Facciamo tanti auguri per questa edizione, che possa essere la continuazione per moltissimi anni ancora. Ecco, avendo il polso un po' del Tigullio, cosa dice in questi anni? È un momento migliorativo questo? Beh, sicuramente rispetto a 10 anni fa siamo messi in una situazione migliore.
Oggi, quest'anno qua, è un anno ancora abbastanza complicato, soprattutto per gli scenari internazionali. Ci sono aumento in questo momento del prezzo del petrolio, ci sono dei dazi che continuano ad essere presenti. È chiaro che sono tutti fattori che perturbano l'economia e anche il Tigullio ne risente, per questo non bisogna mai abbassare la guardia. Anche nel nostro piccolo risentiamo. Sì, ovviamente il mondo ormai è completamente interconnesso, quindi anche le nostre realtà esportano e quindi sono soggetti alla macroeconomia, quindi dobbiamo sempre guardare fuori dal nostro Tigullio, pur essendo nel Tigullio. Siamo arrivati all'inaugurazione con tanto impegno. Senz'altro, abbiamo questa 159esima edizione voluta essere diversa da quelle precedenti, nel senso che è voluta rinnovarsi e quindi dedicarsi soprattutto agli artigiani, agli artisti, ma al loro ingegno. Quindi potrete vedere delle esposizioni in società economica con un allestimento tutto particolare. Abbiamo voluto unire la tradizione alle novità, andare verso il futuro, abbiamo voluto coinvolgere molti giovani che potessero, proprio difatti si chiama espressioni del proprio ingegno, eccetera. Quali sono le novità principali? Le novità principali sono 4 serate di veramente spettacoli degni tutti quanti di essere visti e apprezzati. Abbiamo avuto l'allestimento non con gli stand, ma soltanto allestimenti di cultura. Soprattutto abbiamo cercato di valorizzare l'ingegno delle persone. La presenza anche oggi all'inaugurazione fa ben sperare. La presenza è sempre notevole, la società economica è un anno che sta studiando per organizzare questa mostra del Tigullio, diversa, decisamente nuova, decisamente degna di essere vista. C'è un legame tra la società economica e la nostra Chiesa? Direi di sì, fin dall'inizio i sacerdoti della città sostennero la società economica, la figura più rilevante fu Antonio Gianelli, che era parroco qui di San Giovanni e diede un contributo nella prima parte della nascita di questa società, ma poi successivamente anche diversi parroci dei territori di campagna collaborarono all'opera di conoscenza di nuove culture agrarie fatte dalla società economica, cercando di convincere i contadini che era buono ad esempio piantare le patate, una cosa nuova per il nostro territorio ma che diede grandi frutti grazie anche al convincimento che fecero i parroci verso i contadini. Direi che oggi è un'esperienza che si rinnova nel cercare di guardare a progetti culturali, di istruzione e anche per uno sviluppo del territorio. Dunque anche la presenza del Vescovo testimonia questa storia. Ma direi di sì, è una tradizione che ancora oggi è rivolta verso il futuro. Ho usato l'immagine dell'albero. L'albero ha radici forti, rappresenta una storia, ma guarda al futuro attraverso i suoi rami con i germogli verdi. Lavorare insieme oltre i particolarismi, guardando a che cosa significa poter operare per il bene delle persone. Del resto la società economica è nata per migliorare le condizioni della gente e oggi c'è da fare, diciamo. Le piace la mostra? Mi piace molto questo intervento ai piani della società economica, perché l'hanno svoltata, hanno fatto un bellissimo intervento, insolito tra l'altro, no? Molto artistico. Soprattutto mi piace questi temi, uno è sul cinema, l'altro, e poi questi 2 archi di seggiole che riprendono gli archi di Chiavari che ci sono proprio fortunatamente dietro. Sono molto belli, un intervento molto intelligente. Tra l'altro noi siamo nella sala dei convegni, non si direbbe. No, nella sala dei convegni l'hanno trasformata molto bene, complimenti.
C'è un'altra cosa da vedere, di là c'è un intervento con 2 cornici bianche, se guardate, che è un grande fotografo di Chiavari che si chiama Clark. Andatela a vedere perché ne vale la pena, sono 2 tubi, una cosa molto bella. Abbiamo anche il pianoforte, insomma c'è tutto. C'è qualcuno che suoni qua, no? Bene, molto bene, perché poi ha temi, no? Quindi l'hanno intuito molto bene. Complimenti. La cooperativa è presente. Come sempre noi ci teniamo a queste manifestazioni, ad essere presenti, far conoscere la nostra cooperativa, collaborare con gli enti che ci chiamano sempre con grande entusiasmo. Noi ci teniamo a farci conoscere perché noi siamo dei promotori dei prodotti locali, dell'agricoltura locale, di cercare di fare tutte le iniziative possibili, di intraprendere tutte le iniziative possibili per valorizzare l'entroterra nostro. Premesso che sarà tutto buono, ma c'è qualcosa di più buono? Ma noi abbiamo l'olio DOP naturalmente, quello è la nostra chicca, poi abbiamo naturalmente anche il vermentino DOC, però diciamo, l'olio DOP è la nostra chicca. Luciano, siamo vicino a una casa delle api. Sì, praticamente sì, è un decimo di una casa, praticamente, ti posso spiegare? Sì. Questo è il nido dove praticamente abitano le api, dove la regina fa le uova, dove nascono le api, invece la parte superiore è un decimo del melario, dove le api depositano il miele che poi a sua volta viene, perché noi facciamo miele per ogni tipo di fiore, finito tipo la caccia togliamo il melario, togliamo il miele, rimettiamo l'altro melario ancora, a quel punto facciamo miele di castagno. Ma come viene, mi scusi il processo, noi vediamo le api sui fiori, un po' di qua, un po' di... E poi cosa succede? Le api ritornano a casa? Allora, l'ape praticamente succhia il nettare dal fiore, lo ingoia e lo predigerisce, lo porta nell'arnia, che sarebbe quella? Che sarebbe questa, lo rigurgita in bocca a un'ape che poi trasforma finalmente il miele e che lo rimettono lì, lo asciugano. Quando ha un'umidità del 18% lo chiudono, lo percolano e a quel punto lì è il miele che poi noi... Si dice o poi si sperimenta anche che il miele fa bene, perché? No, il miele fa benissimo perché soprattutto è una cosa naturale. Si parla di biologico, di questo, di quello, ma più biologico del nostro miele, delle nostre zone, che il miele lo facciamo praticamente nel bosco di castagno, dove sono le acacie. Da noi non c'è praticamente culture intensive, che noi non usiamo i veleni diciamo, in agricoltura nel modo più assoluto. Ti faccio vedere la regina. La regina, che poi così... La regina di qua. Vediamo un po'. È quella col palino rosso o no? Quella col palino rosso perché è la regina che è nata nel 2018. E la regina che compito ha? La regina fa solo uova, lei deve fare uova e quando diciamo c'è il massimo della fioritura, una regina può fare anche 2000 uova al giorno. E lì più c'è importazione e in più la regina continua a fare uova sempre di più. E quando si vedono tutte quelle casette disposte sui muretti eccetera, lì sono tante di queste? Tante di queste, certamente sì. E io ce n'ho un centinaio di cassette. Allora produce tanto miele? Ma abbastanza, poi dipende un po' dalla stagione, e se è tempo bello, tipo questo tempo qui per la caccia è bruttissimo. Non ci siamo. No, perché dovrebbe essere fiori e caldo. Alle spalle lo spettacolo delle Tre Dame. Fantastico, sì, e abbiamo collaborato noi dell'Associazione Sarabanda qui a Chiavari con la Società Economica di Chiavari a questa mostra del Tigullio. Siamo contentissimi, qui lo spettacolo di 3 ragazze, le 3 dame,
che apriamo, e domani abbiamo ancora gli spettacoli qua in piazza con la scuola di circo in piazza La Fenice, e poi il 28 col grande spettacolo di circo, le compagnie circocentriche dalla Francia. Ma comunque anche stasera ci sarà Ugo Di Chero in piazza, domani sera Bandosiris, veramente un ricco programma, una bellissima manifestazione, e siamo molto contenti di essere qua con loro, queste belle ragazze. Bene, proviamo a prenderne una al volo. Lei si chiama? Sono Sara. Lo spettacolo a Chiavari? Sì. Ma come si sta su questi trampoli? In equilibrio, sempre in movimento. Bisogna sempre muoversi. Sempre, mai fermarsi. E avete fatto questo spettacolo, questa danza, che cos'era? È una parata di 3 dame in cui cerchiamo di allietare il pubblico, i bambini, con le nostre piccole danze, giochi con le piume e via dicendo. E quanto si resiste su questi trampoli? Si va avanti per ore, si può andare con piccole pause. Di che gioco si tratta? Allora, l'Escape Room è un gioco di fuga basato sulla logica. Fondamentalmente l'obiettivo è riuscire ad uscire da una stanza risolvendo enigmi e rompicapo, logici e manuali. Tutto basato sulla logica, non ci sono prove fisiche né di intelligenza, bisogna riuscire a pensare fuori dagli schemi. È un gioco che si fa in gruppo, bisogna collaborare e raccogliendo elementi, indizi all'interno della stanza si può capire o si deve capire come riuscire ad aprire tutti i lucchetti presenti e conseguentemente poi la porta finale, che è quella che dà la libertà. Aiuta per risolvere il test di ammissione a qualcosa? No, direi di no, è un gioco che può fare chiunque, in realtà non ci sono prove di intelligenza, è alla portata di chiunque, proprio perché è basato sulla logica, è alla portata di chiunque, ma è difficile per tutti, la percentuale di riuscita è molto bassa. La stanza è quella di dietro, lì. Allora, in chiusa. questo caso sì, la stanza è qui dietro, in questo caso non bisogna uscire dalla stanza perché basterebbe alzare una cerniera, ma aprire una cassaforte, sempre risolvendo enigmi e giochi di logica. Il tema di questa stanza è Breaking Bad, ispirato ad una serie TV, non serve aver visto la serie, ma la scenografia è ispirata a quello. Quale progetto? Quale progetto? È un'esperienza sensoriale. Il visitatore deve entrare nell'installazione e tramite il suo corpo e i disegni che farà attraverso una lavagna multimediale avrà un dialogo con un'intelligenza artificiale che è all'interno dell'esposizione. Questa intelligenza artificiale risponderà in maniera sempre differente, generando dei suoni in tempo reale, proprio in risposta al visitatore. Infatti è un vero e proprio dialogo, ambienti digitali, perché il visitatore si trova immerso in delle ambientazioni totalmente digitali e sintetiche. E obiettivo poi nella pratica che cosa può servire questo? È un'installazione dedicata a mostre, abbiamo avuto recenti esperienze anche internazionali, ha avuto un grande successo, ambienti digitali, è una realtà aumentata, è una tecnologia nuova e sempre in diffusione, sempre più anche in Italia e non solo all'estero. Ma dove si capisce che l'uomo può essere sostituito per certe cose sempre di più dalla macchina? Secondo me non può essere sostituito, secondo me la macchina può affiancare l'uomo. Infatti questa è una macchina programmata da me che sono un uomo. La macchina non potrà mai sostituire l'uomo, la macchina non ha emozioni, ci può rispondere in maniera intelligente però. Ecco, qua le emozioni sono quelle? Le emozioni sono quelle che noi forniamo alla macchina. Noi forniamo sempre emozioni diverse, io non rientrerò mai all'interno dell'esposizione e rifarò sempre gli stessi movimenti, sempre le stesse cose e quindi la macchina mi risponderà sempre in maniera differente. Tu hai studiato? Cosa studi? Io ho studiato nuove tecnologie al Conservatorio Paganini di Genova e appunto è un ramo che unisce la musica e l'informatica. Le nuove tecnologie sono questi linguaggi che ci consentono di generare dei suoni, creare dei suoni attraverso dei numeri, delle funzioni matematiche e renderli disponibili a tutti. E strumento? Che strumento hai studiato? Io ho studiato fin da bambino la batteria e le percussioni e poi ho sempre avuto una propensione per l'elettronica e l'informatica e quindi ho trovato questo ramo che è il mio mestiere. Proviamo a entrare, magari con la telecamera non si riuscirà a capire bene, no? Però proviamo. Sì, l'interazione è molto semplice, il visitatore deve semplicemente unire dei puntini su una lavagna multimediale. Proviamo? Prego. Però mi segui, se no mi perdo. Ecco, è molto semplice, basta
C'è un cursore, basta unire i puntini dello stesso colore e la macchina risponderà. Sente il rumore, no? Esatto. In questo momento il suono sta ruotando intorno a noi e in base allo stimolo che io fornisco la macchina risponde. Viene sempre più vicino? In base a come noi ci muoviamo, sia col corpo che con il cursore sul monitor. Bene, allora questa esperienza alla mostra? Molto, molto bella, molto interessante, è la prima volta che esponiamo qua, siamo molto contenti, comunque è una grande realtà questa e anche accanto ad altri grandi artisti chiavaresi e non solo. Tu sei di Chiavari? Io sì, sono di Chiavari. Ma allora giochi in casa? Gioco in casa, sì. Oggi il giardino dei lettori della Società Economica si arricchisce di un'altra opera. Beh, il Giardino dei Lettori oggi mi ha permesso di ripresentare questo lavoro di restauro che abbiamo fatto per la Società Economica grazie alla famiglia Gozzi che ha voluto, ricordando Renato Mario Gozzi, donare alla città un luogo dove si legge. E nello stesso giorno mi è capitato, oltre che presentare il restauro, di presentare questo mio nuovo libro da leggere, perciò siamo nello stesso ambito, che racconta ancora una volta una pagina di Chiavari importante, cioè la storia di una donna fotografa che fa da fotoreporter per la redazione del Secolo di Chiavari, che oggi compie 60 anni. Ecco, riguardare quelle foto ci permette di fare un viaggio cronologico in un pezzo, in un momento della storia di Chiavari dove il dopoguerra è finito e inizia la Chiavari della modernità dei nostri giorni. Tra luci e ombre, nel senso che tante cose non sono state fatte bene, altre invece sono state fatte benissimo e danno a Chiavari questa vivibilità e questa straordinaria lucentezza a questa città. Ecco, Foto Mariuccia racconta con l'immagine fotografica dentro al giornale, alla redazione del Secolo, racconta per immagini 10 anni dalla storia di Chiavari e credo che sia un lavoro che non riguarda solo il passato. Dalla lettura di quelle foto e delle didascalie di quelle foto io credo che ci sia tanto futuro dentro. Ritornando alla 159esima mostra del Tigullio, possiamo dire che quest'anno rimarrà caratterizzata da questi giardini che sono stati aperti e scuotono un grande successo. Sì, io credo che il tratto importante di quest'anno è proprio l'inaugurazione di questi giardini, inaugurati ufficialmente a settembre. Un momento speciale oggi anche per il Secolo. Assolutamente sì, la storia di Maria Darlini, di Foto Mariuccia e dei suoi eredi, quindi di Giorgio Mario Sanguinetti e poi adesso di Mauro e Luca Sanguinetti, è la storia della nostra famiglia, la famiglia del secolo XIX. Famiglia che compie quest'anno 60 anni per quello che riguarda l'edizione del Levante, la redazione di Chiavari da giornale, e a questo proposito lasciatemi ricordare l'inaugurazione della mostra sui 60 anni del giornale che ci sarà lunedì 29 aprile alle 17 nella sede centrale del Banco di Chiavari in via d'Orlorsi. Tra l'altro in giornate di festa e di momenti importanti per tutta Chiavari. Sì, assolutamente, giornate speciali, importanti, e devo dire questo è importante il fatto che ci sia la conferma di un radicamento forte del giornale sul territorio. È un giornale che appunto ha aperto la sua prima redazione qui a Chiavari nel 1959, ha creduto che fosse giusto aprirla nonostante non fosse questo un capoluogo di provincia, perché le altre redazioni sono state aperte solo in capoluoghi di provincia. E però questo è stato significativo perché allora gli editori avevano visto lungo, avevano capito che questo territorio per le sue caratteristiche, le sue specificità era un territorio a sé stante rispetto alla Grande Genova e aveva bisogno di essere raccontato adeguatamente, quindi ci fa piacere 60 anni dopo essere gli eredi di questa intuizione ed essere ancora qui a raccontare la storia del nostro territorio. È bello portarlo sempre avanti. Portarlo avanti con fatica perché, come tutti sanno, è un momento particolare per l'editoria mondiale, non soltanto per quella italiana e anche per quella ligure, però io credo che facendo appunto riferimento al radicamento che il giornale ha sul territorio, alla fidelizzazione che ha con i suoi lettori, anche il futuro lo possiamo affrontare con ottimismo.
oggi facciamo il pesto a Chiavari. Anche facciamo il pesto, ma prima di tutto parliamo di un oggetto che è al centro di tutte le tradizioni nostre ed è il mortaio. Ci chiamiamo Siamo Gente di Mare, molto diversa da Un Mare di Gente, la nostra associazione. L'abbiamo fondata proprio perché al centro mettiamo le tradizioni e le eccellenze del territorio. Roberto, come mai questa idea dell'associazione? Ma perché intanto abbiamo la passione della cucina da tanti anni e ci toccava sempre spignattare per questo e per quello. Poi lo spignattamento è diventata una passione più importante, e ho partecipato a molteplici gare di pesto al mortaio perché ho proprio la passione della cucina e dell'uso del mortaio, ne ho vinte tantissime. E lui è il re del pesto, cioè quello che ha vinto più gare di pesto al mortaio al mondo, e quindi poi dimostrare... Perché uccido gli altri che cercano di insidiarmi. No. Stefania, in cucina che ci sta di più? C'è da litigarsi, quindi è un traffico alternato, quando c'è lui non ci sono io e viceversa. Sì, è vero, però in realtà lei pulisce e io sporco. Ma è difficile fare il pesto? Non è difficile, bisogna osservare alcuni accorgimenti, avere un po' di tecnica, un po' di manualità, non ci si improvvisa come tutto quello che avviene in cucina. E soprattutto se uno riprende il mortaio in mano deve pensare che ci vogliono solo 5 minuti. 5 minuti, quando gli ingredienti sono già pronti, basta metterli nella giusta sequenza. E soprattutto liberiamo i mortai da usi impropri come portachiavi, sottovasi, bucati come lavandini. Usiamolo per fare le salse tradizionali. Stefano, com'è andato con la gara del pesto? Direi bene, è stata la seconda volta che lo facevo. Penso di non essere arrivato ultimo, per cui va già bene così. Ma tu sei un cuoco? No, mi piace cucinare, ma non sono un cuoco e vado tra l'altro anche molto a intuito. Sei un genovese o vieni da fuori? Assolutamente, io vengo da Torino, anche se è un po' di tempo che sto qua a Chiavari. Allora, insomma, hai imparato anche a fare il pesto, non solo a mangiarlo. Assolutamente, una delle prime cose che ho voluto imparare è stato fare il pesto. Ti piace? Sì, molto, assolutamente. Bene, a Torino si mangia il pesto? A Torino si mangia il pesto, ma si mangia il pesto al supermercato, quindi non il pesto fatto così col mortaio. È un altro pesto. E l'esperienza di averlo fatto in piazza insieme agli altri? Beh, divertente, carina, cioè, anche perché si impara qualcosa in più sul dosaggio, sugli ingredienti, su queste cose. Bene, allora il prossimo pranzo è contenta la moglie che lei fa il pesto? Ma ha partecipato anche lei, a dire la verità, quindi faremo una gara e vedremo qual è il migliore. Com'è andata col pubblico di Chiavari? È un pubblico soprattutto caloroso, perché questa sera ce n'era bisogno perché faceva un freddo incredibile, però è stata una bellissima sorpresa. Dicono che i liguri sono un po' distaccati, invece è una meraviglia, bello, siamo stati bene. E voi siete stati bravissimi comunque. Noi siamo stati caldi anche noi, più che bravi forse, non lo so, siamo abituati a correre per il palco per fortuna e quindi sappiamo suonare solo in questa maniera, solo correndo. Siamo gli unici probabilmente al mondo, però meglio dei bersaglieri. Non vi fermate un secondo tra un pezzetto e l'altro? È l'unica possibilità che abbiamo, anche perché spesso si fanno spettacoli nelle piazze e allora l'attenzione va tenuta sempre super viva. Veniamo dalla strada, abituati a suonare in strada, quindi se non tieni l'attenzione viva la gente se ne va. L'idea di questa formazione, di questa banda, come parte? Parte nel 1980 e facevamo veramente parte della banda di Vercelli, perché siamo di là, e abbiamo cominciato suonando musica da banda. Eravamo convinti di suonare musica seria e la prima volta che ci siamo esibiti il pubblico ha cominciato a ridere e lì abbiamo capito che le nostre capacità musicali forse non erano a una grandissima altezza e allora abbiamo cominciato a fare di vizio virtù e abbiamo incominciato a giocare, a scherzare con la musica e questa è stata la nostra fortuna. E si vede che siete una bella squadra, uniti e, insomma, nei minimi termini. Ha qualche quesito da fare in diretta? Visto che siamo bravi a Chiavari qua a rispondere. Ma mi avete un po' deluso su Mozart, perché è un musicista che è nato proprio qui a Chiavari, non sapevate, voi, non so se il pubblico a casa lo sa, se Mozart è più alto o no di Lady Gaga. Cosa rispondete? Vedete, anche voi non lo sapete perché in effetti Mozart è più alto di Lady Gaga. 1,61, Lady Gaga 1,59. Studiate. Vi siete inventati tutto questo spettacolo? Da 40 anni che non sappiamo cosa fare nella vita, allora solitamente giriamo per il mondo facendo della musica e ci abbiamo unito le cose che ci divertono molto, che sono i giochi di parole, ironizzare su tutto ciò che è concernente l'aspetto musicale.
Mi sembra una caratteristica che riuscite a far ridere ed essendo con parole pulite, che non è facile oggi sentire questo film. Questa è sempre stata la nostra prerogativa. Abbiamo sempre il nostro umorismo al di là del sesso, che solitamente si usa molto anche il sesso, no, per far ridere, e quindi anche le parolacce, e della politica. Noi solitamente parliamo anche pochissimo di politica, la facciamo facendo questo tipo di spettacoli di politica, ma non ne parliamo. Solo gli strumenti musicali che avete giocato, che giocato pochino, no? Sì. Anche il flauto per traverso dritto, quello è stato simpatico. Ha avuto, credo, 10.000 visualizzazioni, perché è una cosa che comunque è una cosa che nessuno dice, ma odiano tutti in effetti, no? Gli unici che la difendono sono i professori che li insegnano a scuola. Il problema è che l'abbiamo imparati tutti quei pezzetti lì che avete. Esatto, ma questa cosa a me è venuto, ho pensato a questo pezzo di scrivere qualcosa sul flauto dolce quando mia figlia, quando faceva le scuole medie, quindi non molto tempo fa, è venuto a casa col flauto dolce e doveva imparare La solitudine di Laura Pausini. A quel punto ho detto bisogna scrivere qualcosa contro il flauto dolce. Bene, complimenti e un saluto da tutta Chiavari. Grazie, pubblico fantastico, ci siamo divertiti molto questa sera e auguri a Telepace. Che cosa avete portato in piazza questa sera? Allora, abbiamo portato il nostro nuovo spettacolo teatrale, è forse una delle prime volte che lo presentiamo con un pubblico, quindi è una prova anche per noi. Si chiama 3, lo spettacolo, e racconta in modo ironico e leggero i pro e contro di una famiglia, quindi i lati positivi ma anche le difficoltà che tutte le famiglie hanno, insomma, nessuna famiglia è perfetta, meno male. Come avete pensato a questo? Ma noi appunto qui e anche altrove facciamo tanta formazione, tanti laboratori di teatro per bambini, per ragazzi, per adulti, e quindi abbiamo a che fare con tante famiglie e vediamo che ogni famiglia è diversa, ogni famiglia ha i suoi lati bellissimi, ma anche ogni famiglia ha le sue difficoltà ovviamente. Quando nasce la vostra associazione? Scena Madre è nata nel 2013, quindi siamo ormai qualche anno. Siete qua di Chiavari? Noi viviamo a Lavagna, però poi l'attività si svolge a Chiavari, a Lavagna, a Sestri, quella di formazione di laboratori, e poi quella degli spettacoli in giro per l'Italia dove ci chiamano, dove riusciamo i teatri, i festival che ci ospitano con i nostri spettacoli. Siete un gruppo di? Il nucleo duro siamo in 2, siamo io e il mio collega Michelangelo Frola, e poi a seconda del progetto dello spettacolo coinvolgiamo alcune persone o alcune altre, dipende insomma. Francesco, siamo alla fine di questi 4 giorni della 159esima mostra del Tigullio, direi un giudizio positivo. Ma direi di sì, in effetti questa esperienza di riportare al centro la mostra del Tigullio vicino alla nostra sede storica, nella quale abbiamo insieme al pubblico riscoperto anche la bellezza di un giardino che abbiamo riqualificato anche con l'intervento delle Belle Arti per una fruizione che ufficialmente è per la biblioteca all'aperto dei giovani, ma anche per altre cose che ci sono venute in mente perché è talmente bello e fruibile che ne vale la pena. E poi questa piazza che vorremmo evidenziare per l'ennesima volta quanto sia la piazza di Chiavari nella quale fare questo tipo di esposizioni, di momenti di incontro, di condivisione, perché ha un po' del magico, è una specie di anfiteatro che riflette la voce degli attori con una grande acustica e nella quale effettivamente il popolo chiavarese si trova molto bene. Sono state
Presidente, giornate intense, anche se brevi, 4 giorni, però sono stati belli pieni nei pomeriggi, alla sera, la stessa mattina che c'è stata l'inaugurazione. Forse ci sono 2 immagini che possono rimanere un po' nella mente senza togliere niente a nessuno: l'ingresso nella sala convegno della società economica, questi 2 archi delle sedie di Chiavari con lo stesso pianoforte, e poi, come si diceva prima, dei giardini. Sì, ringrazio di questa domanda anche perché mi dà modo di parlare di uno dei motivi per i quali la mostra è nata e viene comunque ripetuta, che è quello dell'artigianato. Questi artigiani sono tutti artigiani artisti che hanno avuto il loro successo nella vita, espongono manufatti ormai conosciuti anche nel mondo e comunque si sono voluti presentare per l'ennesima volta, anche ringraziando la società economica che in gran parte li ha accompagnati anche nel loro percorso. Ricordiamo che quasi tutti questi artigiani sono stati premiati con la medaglia del premio Turio Coppello, anch'essa giunta ormai a edizioni di 2 zeri. Ecco, comunque, direi che questa sala addobbata proprio per risaltare ancora di più queste opere che sono appunto stilizzate, ecco, come le sedie, dove tra l'altro convivono le 2 anime, per fortuna ancora superstiti di Chiavari, che sono le Vagge Podestà, che hanno tramandato ancora questa antichissima tradizione e continuamente sviluppano anche nuovi modelli. A loro anche vada veramente il nostro ringraziamento, perché messi in quel modo sono un po' il simbolo di Chiavari. Ecco, intanto siamo appunto in Piazza Fenice, sono circa le 19, alle spalle si sta allestendo un altro breve incontro per poi il gran finale di questa sera. Bruto, siamo ai ringraziamenti, c'è da ringraziare forse la vostra squadra. Ma direi di sì. Prima ancora mi lasci ringraziare chi è intervenuto il giorno di inaugurazione, perché sono stati veramente delle testimonianze di amicizie, di amici istituzionali che sono venuti molto volentieri e hanno detto delle cose bellissime, e di sponsor privati che hanno veramente aiutato molto, perché noi come si sa viviamo, non abbiamo redditi esterni né possiamo utilizzare tassazioni, cerchiamo di vivere fruendo di ciò che ci hanno lasciato i nostri predecessori. Invece vorrei ringraziare veramente la squadra che ha lavorato a lungo, e direi che noi abbiamo in qualche modo enucleato dal personale anche un gruppetto che si dedica da tempo a questa mostra. Diciamo che ci siamo arrivati dopo anni di valutazioni, generalmente questa mostra si affidava a terzi, alla fine l'abbiamo voluta gestire noi fino in fondo. Riteniamo di aver fatto bene, perché l'abbiamo riportata alla chiavaresità che si voleva, ma comunque appunto io non dimentico il lavoro che è stato fatto in primis dall'assessore Casaretto, che è delegata appunto agli eventi, ma anche dal gruppo storico che la sta affiancando per preparare questa manifestazione e gestirla. Bene, allora da domani penseremo alla 160esima edizione. È tutto, ringraziamo anche la squadra di Telepace che è voluta essere presente a più riprese in questi 4 giorni e ci ha permesso anche questo breve speciale che abbiamo realizzato. Non è tutto, ma spero che abbia reso l'idea. Bruto, ci diamo appuntamento all'anno prossimo. Certo, io ringrazio voi e ringrazio anche il Comune che tutto sommato ha fatto molto per noi, tra l'altro mettendo a disposizione queste belle piazze e tutti i siti che tutto sommato sono pubblici. Bene, allora dalla 159esima mostra del Tigullio è tutto, arrivederci e buona serata.